Siamo in Pian Cansiglio e questo è l'ingresso del bus della Genziana, la prima riserva naturale ipogea d'Italia, perché sono state trovate delle specie endemiche particolari, di microrganismi particolari. A metà degli anni 80 è diventata una riserva naturale per questi motivi. La grotta in realtà è stata scoperta a metà degli anni 60 allargando la strada del Cansiglio. È stato scoperto questo buco, questo pozzo che adesso andiamo a fare, e hanno tentato di riempirlo ma non ci sono riusciti. Come vedremo fra poco avrebbero dovuto buttare dentro tanta roba per riempirla. Da lì gli speleologi di Vittorio Veneto, che sono stati chiamati per esplorare, hanno continuato a vedere cosa c'era. Attualmente questa grotta ha quasi 10 km di sviluppo e 550 metri di profondità. Immaginate che si estende come una sorta di piovra sotto la piana del Cansiglio, come un intricato dedalo di grotte, diciamo di caverne, di forre, di pozzi, molto molto complesso. E questa cavità è estremamente interessante, è diventata estremamente interessante anche per motivi geofisici. Andremo a vedere una stazione geofisica ipogea che studia i terremoti e le maree terrestri e come e dove si muove il Cansiglio. Per accedere a questa cavità bisogna chiedere il permesso ai carabinieri forestali, perché appunto è la prima e unica riserva naturale ipogea gestita dallo Stato. Qui dentro si viene solo se accompagnati o solo se si ha fatto un corso di speleologia, non è aperta a tutti. Quest'anno ricorre l'anno internazionale delle grotte del Carsismo e quindi siamo appunto in un contesto dove, in un esempio, insomma, la bus della Genziana è la cavità rappresentativa del Carsismo del Cansiglio. Il Cansiglio è un grande altopiano fatto di calcare, tutto carsificato e tutto bucato, scavato appunto dall'acqua, perché il carsismo è un fenomeno naturale che ha a che vedere con la consumazione dell'acqua piovana sulla roccia. Sentite dal rumore? Questo è lo stillicidio, è la caduta della goccia in grotta. Qui possiamo vedere la differenza tra il calcare, che è questa roccia più con una diciamo spessore maggiore, dalla scaglia, che è l'altra roccia del Cansiglio. Sono le due rocce principali di questa zona. Questo calcare è testimonianza di un antico mare tropicale che era qui fino a 80 milioni di anni fa. Invece quello che vedete sopra è un calcare con della argilla dentro, si chiama calcare marnoso, viene detto scaglia perché quando si rompe a scagliette, invece che è testimonianza di un approfondimento del mare che è avvenuto successivamente. Quindi in questo calcare qui noi troviamo i fossili, in quello sopra i fossili non ci sono perché il mare era molto più profondo. Siamo a 25 metri di profondità qui nel bus della Genziana e questo è il posto degli pendoli geodetici. Siamo nella stazione geofisica ipogea e come vedete sono questi pendoli geodetici, o detti anche clinometri, consistono in due campane in ghisa del peso di 40 kg ciascuno, dentro il quale è appeso un filo. Il filo è appeso sulla testa dello strumento e sul fondo della campana. A questo filo è ancorata una barra. Successivamente questo braccetto ha delle ferriti e una volta che si muovono i piedini della campana, quello che viene registrato è un movimento torsionale del filo.
Quindi il braccetto a cui sono attaccate le ferriti si muove dentro le bobine, si crea variazione di campo elettromagnetico e da lì il segnale viene trasformato in segnale digitale. Una volta scaricato i dati, noi abbiamo due serie di misure, uno lungo la direzione nord-sud e quell'altro lungo la direzione est-ovest. Quello che vediamo da queste immagini sono prima di tutto le maree terrestri, che sono le oscillazioni naturali della crosta terrestre, e poi dei picchi. Questi picchi si formano quando piove. Proseguendo lungo questa galleria si segue la strada principale, diciamo così, che porta al fondo della grotta. Questa galleria in discesa è stata attrezzata già negli anni 70 con delle scalette fisse e viene usata a scopo didattico oppure escursionistico. Invece da 45 metri di profondità in giù è solo speleologico, bisogna andare solo se accompagnati e avendo fatto il corso di speleologia.